La strada del vino di Messina ha un itinerario molto suggestivo perché si affaccia su due mari, il Tirreno e lo Ionio. La strada del vino della provincia di Messina si sviluppa su tutto il territorio provinciale, sulla fascia ionica da Messina a Taormina e sulla fascia tirenica da Messina a Patti, passando per Milazzo e Santa Lucia del Mela, con allo sfondo il bellissimo scenario dell'arcipelago delle Isole Eolie con l'isola di Salina, zona centrale di produzione della Malvasia. 3 sono i percorsi da seguire che sono relativi ai 3 tipi di vino prodotti in questo territorio. I vini prodotti nella provincia di Messina, che fanno parte della nostra strada, sono 3 grandissimi vini a denominazione di origine controllata. Il Malvasia è un vino da dessert che va benissimo sulla pasticceria siciliana, sui dolci siciliani. Il Mamertino, che viene prodotto nella zona tirenica, un vino antichissimo, uno dei 4 vini più antichi che ancora esistono al mondo e sono bevuti in tutte le parti del mondo, è il Faro, che si produce proprio nella zona del comune di Messina. L'itinerario del Mamertino DOC si snoda tra i comuni della zona tirrenica e quelli ionici. In questi luoghi si produce il Mamertino, un nero d'Avola il cui antenato era il Mamertinum narrato da Plinio, che lo annoverava tra i migliori vini dei suoi tempi. Il Mamertino è un vino che si beveva anche ai tempi dei Romani, ma non pensiamo che il Mamertino che beviamo oggi sia lo stesso del periodo romano. L'evoluzione è stata anche molto incisiva anche nella produzione dei vini. Il Mamertino oggi è tipicamente composto da Nero d'Avola e da Nocera, che sono 2 vitigni tipici siciliani, il Nero d'Avola, ma il Nocera è un vitigno tipico proprio della zona di Messina. C'è poi l'itinerario del Faro DOC, che percorre i luoghi che sovrastano lo stretto di Messina. È un vino che si produce dall'età micenea. È il Faro, le cui origini sono anche antiche, è prodotto principalmente con dei nerelli, il Nerello Cappuccio e il Nerello Mascalese, ed oggi c'è anche un'aggiunta di Nero d'Avola. La dolcezza dei panorami delle Isole Eolie si sposa bene con la Malvasia, il vino dolce prodotto soprattutto nelle isole di Lipari e Salina. Di questa bevanda ne parlava Diodoro il Siculo già nel I secolo a.C. Nasce dall'uvaggio tra la Malvasia di Lipari e il Corinto Nero. Il successo della Malvasia di Lipari è dovuto alla delicatezza del suo aroma, al miele che si riscontra nel bicchiere del Malvasia. Ci vuole molta cura per produrre il Malvasia, perché l'uva viene vendemmiata e poi viene essiccata al sole, e ancora esistono nelle Isole Eolie delle vecchie pinnate, sono delle terrazze coperte dove la sera si rimetteva l'uva che durante il giorno stava al sole e si rimetteva sotto queste pinnate affinché non si inumidisse con la brina serale del mese di settembre e di ottobre. Malvasia invece è un prodotto molto più elegante, e dipende dall'uva, e lo consigliamo anche con la frutta, con i dolci più raffinati, come lo possa essere anche un parfait alle mandorle, e anche questo ha un gran successo. La strada del vino della provincia di Messina è anche un viaggio nella storia e nell'arte. Il territorio offre testimonianze bellissime, come il castello normanno di Santa Lucia della Mela, il monastero benedettino di San Placido Calomero e il Duomo di Messina. Il vino è il punto centrale da cui partono tutti gli itinerari enogastronomici che Messina può offrire. Messina è ricca di architettura, di paesaggi, di bellezze naturalistiche, e proprio ciò che noi vogliamo fare come strada è quello di poter sviluppare turisticamente il nostro territorio, puntando sui vini ma anche sul paesaggio. Anche quest'angolo di Sicilia è famoso per la sua arte culinaria. Il piatto tipico della provincia di Messina, oltre al pesce spada che viene pescato nello stretto, è anche il pesce stocca a ghiotta. Il pesce stocca a ghiotta non è altro che dello stocco fisso ammollato con salsa di pomodoro, sedano, cipolla soffritta, olive in salmoia, capperi, abbondanti pomodorini.
La bellezza della strada del vino della provincia di Messina sta nel suo territorio. I tre vini prodotti nella provincia di Messina sono proprio l'espressione più alta del nostro clima, del nostro terreno. Quando noi facciamo bere un bicchiere del nostro vino, dentro abbiamo tutta la storia, la cultura, la bellezza e il sapore del nostro territorio.